Ecco, che il gioco qui, si lo faceva con i picchi dai piarciui, dai barecocui, no? Le peschenucci, che non sono tan grandi, non sono tan piccole, vanno ben di chiappà. Però vesti immaginare la manute di un frutto, perché la faceva in che era all'asilo, all'elementare, ecco. Allora si giocava in due, tre persone a turnazione. Quando si sbagliava, chiaramente bisognava dare la mano a quel che è le redogne di te. Allora, una balute e si la chiappava. Allora diventava in due malute. Come io ho già sbagliato, dovevi dare la mano alle altre frutte, che cominciava con due, perché io avevo sbagliato con due, no? Allora, op, noi sbagliato anche io, tre. Si aumentava finché non si arrivava e fino a 5, sì, si arrivava a fare. Qualcuno era proprio abile e chi tu avevi di sei veloce, no? Non tu potevi fare plan. Oh, la furbizia era che di lanciare un tic la baluta un po' più in su. Allora tu arrivavi a chiappare su, no? Era una maniera anche che di per svegliare i riflessi. Oh, fino a un massimo di 5. Ecco, 5 chiappades. E non era facile, no? Pardisi c'è molto, quando si impara una roba di frus, dopo si può fare anche a 60 anni, no? Giuan, 3 minuti, sei tornato a farlo quasi come quando eri frutta. 4. Finché non si lo chiappa su, non si ferma, si continua finché hai di chiappare su tutte e 5. Eccola! Come gli acrobati al circo. Si era un po' tutti i giocolieri, Perché si erano i giochi, no? A me è impossibile. Si perdeva tempo, però si imparava a operare le mani, a essere attenti, alla sveltezza, a non fare i chioli in giro, che era una roba che si imparava a fare frusta, a stare insieme, no? La convivenza. Voi si induce che passa a corri. Magari forse non bisogna un po' di fermarsi e ti appare in mano qualche roba più semplice, insomma, ecco.